Prego. Grazie Presidente, un saluto a tutti, un saluto ai dirigenti nazionali della Federazione che ci onorano della loro presenza, un saluto al gruppo dirigente attuale del Comitato regionale, al professor Piras che per tanti anni è stato Presidente di questo Comitato regionale, un saluto a tutti i delegati, a tutti i Presidenti e anche agli osservatori che hanno voluto partecipare a questa iniziativa e un ringraziamento a tutti coloro i quali sono venuti di persona. Il voto si può esprimere con la presenza, si può esprimere anche, diciamo, mediante il conferimento di una delega. Io ritengo che, senza entrare nel merito, diciamo, del regolamento elettorale, la presenza di voi tutti sia molto importante, perché è importante esserci per poter decidere. Io volevo ringraziare, diciamo, oltre voi anche i dipendenti e collaboratori del Comitato regionale e dei comitati provinciali che hanno lavorato per la riuscita di questa iniziativa, perché io credo che loro abbiano grande merito. So che in questi giorni hanno lavorato tantissimo e quindi credo che gli si debba riconoscere l'impegno che hanno profuso. Io credo che questa sia una giornata importante per lo sport in Sardegna e per il calcio in Sardegna, perché dopo 27 anni, dopo 28 anni, per la prima volta dopo 28 anni ci sono due candidati alla carica di Presidente, due proposte alternative, e grazie a questa situazione che si è creata, che è una situazione positiva, viva, dinamica, si può finalmente dire che queste elezioni sono elezioni in cui esiste una concorrenza e una competizione e quindi si pratica, diciamo, la democrazia anche in questa organizzazione. Io credo che questo sia un fatto positivo che noi tutti dobbiamo salutare con interesse. Noi tempo fa abbiamo deciso, con un gruppo di amici sollecitati da qualche dirigente, da qualche società, di mettere in campo una proposta. Lo abbiamo fatto credendo di poter esercitare un diritto democratico, cioè il diritto di proporsi, il diritto anche di mettersi in alternativa, perché non è affatto disdicevole il fatto che qualcuno possa decidere di mettersi in alternativa, ovviamente senza nessuna animosità nei confronti delle persone, ma presentando una proposta, un progetto, un programma alternativo. Lo abbiamo fatto partendo dalla base. Abbiamo organizzato 23 incontri nel territorio, l'ultimo l'altro ieri a Cagliari. Abbiamo percorso 10.000 chilometri. Abbiamo battuto la Sardegna dal nord al sud, passando per il centro Sardegna, e abbiamo incontrato tanti presidenti, tanti dirigenti, tanti allenatori, tanti arbitri, tanti addetti ai lavori, tanti genitori di ragazzi che giocano a calcio. E dal confronto con queste persone abbiamo raccolto anche delle idee, perché siamo partiti con un programma molto sintetico anche nei punti, e poi via via, incontro dopo incontro, abbiamo cercato di, diciamo, allargarlo inserendo dei punti che ci sono stati suggeriti dalle società. Ma prima di tutto questo ragionamento abbiamo ovviamente analizzato dal nostro punto di vista qual è la situazione del calcio in Sardegna e in particolare del calcio dilettantistico, e dall'analisi che abbiamo fatto, prendendo dei punti di riferimento, noi riteniamo che il movimento stia attraversando un periodo di crisi che non è responsabilità della federazione evidentemente, ma coincide con la crisi economica e con la crisi sociale della nostra isola, con lo spopolamento delle zone interne. Tant'è che, se analizziamo, diciamo, la cartina geografica della Sardegna, ci renderemo conto che il calcio si sviluppa prevalentemente nelle zone costiere, la cui economia è legata al turismo, e ha difficoltà invece a mantenere, diciamo, un livello adeguato nelle zone interne o nelle località che non vivono prevalentemente di turismo. Quindi, partendo da questa analisi, abbiamo cercato di mettere giù un programma, quindi partendo dalle esigenze del territorio, un programma che rappresentasse le esigenze di tutto il territorio regionale,
da Cagliari a Sassari, passando anche per i territori, diciamo, geograficamente più distanti. E questo programma che cosa prevede? Questo programma prevede corsi di formazione per dirigenti. Lo dico facendo riferimento al settore dilettantistico e al settore giovanile scolastico. Corsi di formazione per dirigenti perché noi riteniamo che ogni società debba avere al proprio interno un dirigente inserito in un percorso professionale. Non che i dirigenti attuali non siano adeguati, sono molto adeguati, si impegnano, mettono a disposizione risorse e tempo libero, intelligenza e disponibilità personali. E tuttavia è necessario che almeno un dirigente per società venga inserito in un percorso professionale, perché questo garantisce la sopravvivenza della società stessa. Corsi di formazione per dirigenti di scuola calcio, per istruttori di scuola calcio, che oggi non tutti sono accreditati, non tutti sono inseriti in un percorso professionale. Siccome noi riteniamo, e credo sia un ragionamento condivisibile da tutti, che la scuola calcio, così come la scuola primaria, sia un momento di crescita per i nostri bambini. Il calcio è lo sport interclassista per eccellenza. Giocano a pallone i figli degli imprenditori, i figli dei dirigenti, i figli degli impiegati, i figli degli operai e anche i figli dei disoccupati. La scuola calcio ha una funzione di inclusione sociale. Anche i bambini che provengono purtroppo da famiglie nelle quali si vive una condizione di disagio, anche questi bambini nell'ambito della scuola calcio, che è un'agenzia educativa, non ha la stessa importanza della scuola primaria, non andiamo, diciamo, a raccontare cose che non sono, però anche quei bambini in quel momento, quando giocano a calcio, hanno necessità di integrarsi con gli altri e lo fanno. Allora è importante che questi bambini abbiano a che fare con un educatore che ha delle competenze specifiche, che è inserito in un percorso professionale, un educatore che sia anche abilitato, diciamo, ad avere un approccio psicologico adeguato, perché trattare con i bambini non è come trattare con gli adulti, quindi l'approccio psicologico deve essere, quindi deve avere anche cognizioni di questo tipo. Poi io credo che l'altro elemento che va a verificare la qualità della proposta che noi facciamo, per esempio riferita al settore giovanile, sia la qualità delle strutture. Non tutte le strutture sono adeguate in questo momento. I nostri bambini, i nostri ragazzi giocano a calcio a volte in strutture che non hanno neanche un livello minimo di sicurezza. Allora io credo che di questo il comitato regionale si debba occupare. In che modo? Ovviamente non può dare i soldi alle società, anche perché non ci sarebbero le risorse a disposizione. Ma se il comitato regionale decidesse di esercitare, oltre, diciamo, che la sua funzione ordinaria, quella di organizzare e gestire i campionati, decidesse anche di esercitare altro tipo di ruolo, cioè un ruolo di rappresentanza collettiva del movimento nei confronti della federazione nazionale. Io mi associo a quello che ha detto Andrea Del Pin. Il nostro comitato regionale deve rappresentare il movimento nei confronti della federazione nazionale senza alcuna deferenza, con rispetto, ma senza alcuna deferenza, portando avanti anche le istanze del territorio, tenendo presente ovviamente l'interesse generale del movimento a livello nazionale. Non si può avere un atteggiamento, diciamo, indipendentista, però è necessario esercitare la propria autonomia in rappresentanza del territorio, ma ruolo di rappresentanza collettiva rispetto al mondo esterno, per esempio, quindi nei confronti della pubblica amministrazione e degli amministratori locali. Io credo che il presidente del comitato regionale e i presidenti dei comitati territoriali debbano diventare gli interlocutori principali, perché rappresentano tanti tesserati in Sardegna, degli assessori regionale, provinciale e comunale allo sport, perché interloquendo con gli amministratori locali si possono trovare delle soluzioni, si può intervenire per trovare delle soluzioni.